Ciao amici e bentornati su Hotspot Italy. In questo video esploreremo ulteriormente due luoghi di interesse collegati al santuario di Chiampo. Prima di procedere ti lascio il link al mio video precedente pubblicato la scorsa settimana in cui ho parlato della riproduzione della grotta di Lourdes. Se non l'hai ancora fatto ti consiglio di iscriverti al mio canale per non perdere nessun futuro video. Valuta inoltre di lasciare un like se il mio contenuto ti sembra interessante, in quanto ciò mi permette di fornirti contenuti pertinenti e utili a te. Durante la mia visita al santuario ho avuto l'opportunità di ammirare la nuova chiesa eretta in onore di Fra Claudio, situata a circa 300 metri dalla grotta. Attraversando un grande piazzale ho notato un'altra scultura dedicata al beato, ma ho deciso di esplorare il grande crocifisso immerso nel verde e interamente realizzato in legno. Sopra il crocifisso ho notato una protezione posta per preservarlo dalle intemperie e dal degrado che avrebbe potuto rovinarlo per sempre. Devo ammettere che non avevo mai visto un crocifisso così grande e inizialmente non comprendevo la ragione per cui fosse stato collocato in quella posizione. Tuttavia, leggendo il cartello informativo, ho appreso che il motivo era di trasmettere un messaggio di prossimità. Dio è grande, ma al contempo vicino e compagno di viaggio. Inoltre, ho scoperto che le ciglia del crocifisso sono state realizzate utilizzando i capelli dei nipoti dello scultore, il quale ha dimostrato grande creatività nell'ideare questa soluzione. L'opera è stata realizzata da Amedeo Balzan, uno scultore proveniente dalla provincia di Rovigo, che non conoscevo precedentemente. Dopo aver visto il suo lavoro, sono rimasto incantato dalla sua abilità e creatività. Il Cristo, alto più di 12 metri, è stato realizzato utilizzando 9 tronchi di olmo, mentre la croce, lunga più di 23 metri, è stata realizzata utilizzando 3 frassini. Il lavoro, la passione che hanno portato alla creazione di questa magnifica opera d'arte sono stati intensi e hanno richiesto più di 5 anni di impegno e dedizione. Ho appreso inoltre che il crocifisso era stato inizialmente pensato come un segno per aprire le porte del cristianesimo in Cina, ma il progetto non è andato a buon fine. L'artista ha quindi deciso di donare la sua creazione al santuario, dove continua a incantare i visitatori con la sua maestosità e bellezza. Tornando poi alla nuova chiesa costruita dai frati francescani in onore di Fra Claudio, devo dire che la sua costruzione è stata estremamente complessa, tuttavia il risultato finale è stato straordinario. La sua forma particolare, infatti, è stata progettata a forma di conchiglia, rappresentando i numerosi fossili presenti nella valle del Chiampo. La chiesa si presenta come un luogo accogliente e suggestivo, con un'atmosfera di pace e serenità che avvolge il visitatore non appena entra. La costruzione della chiesa, molto grande e sviluppata praticamente su 2 piani, è stata possibile grazie alle opere di carità delle persone della zona. Infatti la maggior parte dei materiali utilizzati per la sua edificazione sono stati donati da aziende locali. Chiampo è famosa per la lavorazione del marmo, infatti i pavimenti della chiesa sono stati realizzati con questo pregiato materiale. La chiesa rappresenta un'opera d'arte di grande valore, in grado di far emergere la storia e la tradizione della zona. La generosità delle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione rende questo luogo ancora più prezioso. Ciò che mi ha colpito maggiormente di questa chiesa sono stati i mosaici realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo, utilizzando materiali donati dalle aziende locali. Tra i materiali utilizzati spicca l'oro che conferisce un forte impatto visivo ai mosaici. Fra Claudio è raffigurato in un inchino verso la Vergine all'interno di tali mosaici. Ho trovato molto affascinante la presenza di Fra Claudio nella chiesa, che testimonia la sua importanza e il suo ruolo nell'ambito della spiritualità locale. Inoltre, la scelta di utilizzare proprio materiali delle aziende locali per la costruzione della chiesa è un segno di solidarietà e di attenzione da parte del territorio per la realizzazione di questo luogo di culto. Durante la mia visita ho notato che la chiesa è stata abbellita con banchi di legno che non c'erano nella mia ultima visita qui. La vecchia chiesa era troppo piccola per ospitare tutti i pellegrini, quindi è stata necessaria la costruzione di una nuova chiesa. Ma un'altra cosa che mi ha colpito di questa chiesa sono le vetrate colorate che fanno entrare una bellissima luce. La costruzione è iniziata nel 2012 ed è stata completata solo nel 2021, tuttavia nel 2018 si è verificato un brutto episodio, un incendio ha devastato tutto il tetto ventilato della chiesa. Ci sono voluti ben 2 giorni per spegnere l'incendio, ma fortunatamente la chiesa è stata salvata e recuperata in breve tempo. In sintesi, ho trovato molto interessante la mia visita a questa nuova chiesa, anche se l'abbellimento interno mi ha un po' turbato, poiché secondo me è in contrasto con l'ordine francescano, ma questo è un mio punto di vista.
Di solito sono abituato a vedere i francescani vivere in maniera più spartana e umile. Lascia un commento qui sotto se anche tu hai già visitato questo luogo o se qualcosa ti ha colpito di ciò che ho visto. Valuta l'iscrizione al canale così mi darai la possibilità di portarti nuovi contenuti e ti auguro una buona giornata. A presto!